ciao a tutti dal comandone veneziano ragazzi, ritorno di Europa League internazionale Wolfsburg, 3-1 per il Wolfsburg all'andata, vediamo nelle previsioni che ho fatto della gara d'andata, sono state confermate nel risultato, cioè nella vittoria del Wolfsburg, no però nel risultato perché avevamo pronosticato l'1-0 invece addirittura 3-1. Vediamo se l'Inter San Siro riesce a ribaltare la situazione. Deve vincere almeno 2-0. Medel, Gary, il piccolo Gary. Ragazzi, il piccolo Gary ha promesso 10 gol. Vabbè, Marina che non giocherà nella partita vera, ma chi se ne frega. Gary Medel. Comunque Carrizzo ha fatto degli errori improponibili, veramente un Carrizzo vergognoso, un Carrizzo beffardo. Schürrle. Rodriguez. Ancora per Schürrle il Wolfsburg, ragazzi, è una squadra con i contro, Il Wolfsburg veramente una buona squadra. De Bruyne che ha fatto impazzire la difesa milanese, la difesa di Milan. Per l'Inter ormai questo è l'ultimo obiettivo rimasto, perché onestamente pensare che il campionato possa arrivare in Champions è un'impresa un po' disperata. In Europa League teoricamente forse ancora una minima chance, però sicuramente in Champions no, sarà veramente dura. Un po' di cambio per i nerazzurri dell'Inter, prova a mettere Puskás il giovane, ormai prova un miracolo al Mancio, prova un miracolo sportivo onestamente, ma la vediamo abbastanza dura. Ragazzi, siamo al 60esimo ancora, 0-0, partita veramente brutta, previsione un po' così. Santon, pochissime azioni, quasi nulla, praticamente nessun tiro veramente degno di essere chiamato tale. Ecco, Santon sbaglia. Offensiva. Kovacic. Ma sbaglia Kovacic, qualche cambio per il tramesso che il giovane Puskás, Mancini, ma le possibilità di passare ormai sono veramente ridotte. De Bruyne. Nagatomo. Puskás. Shaqiri, questa è una buona azione, il Puma, il Giaguaro, chiamatelo come cazzo volete. Attenzione Icardi, qualcuno non ci credo. Do not parole. Kovacic, bel numero del Cova. Icardi è un po' stanco e si vede, mamma mia. Niente da fare, 76esimo, 2 gol deve fare l'Inter. Deve fare 2 gol l'Internazionale di Milano. Vieirinha. Mamma mia, Andanovic qua salva tutto, prima azione veramente pesante. Puskás. El Shaq. Vai Shaqiri. Niente da fare, proprio l'Inter non è mai sceso in campo. Dopo il pareggio che col Cesena veramente la crisi continua per i nomi di Roberto Mancini. Gol del Wolfsburg addirittura, le milanesi sono finite ragazzi. Le milanesi sono finite, si può già fare un bilancio sulla previsione vera, io penso che in realtà l'Inter può anche farcela, anche se prevedo un 2-1 per l'Inter in realtà, quindi comunque eliminazione. Però vedremo insomma, perché il Wolfsburg non ha una gran difesa, il problema è che anche l'Inter Puskás! Parata del portiere, si sveglia alla fine l'Inter, ma ormai è troppo tardi, deve fare 3 gol per andare ai tempi supplementari. Shaqiri la mette in mezzo per il niente, mamma mia, poveri nerazzurri. Staremo a vedere nella partita vera, speriamo sempre del passaggio del turno delle squadre italiane. No, speriamo che non sia questa la partita dell'Inter, perché veramente l'abbiamo vista lottare poco. E è il primo vero tiro del Wolfsburg anche segnato. Finisce qua ragazzi, 1-0 per il Wolfsburg. Mamma mia, speriamo bene per la partita vera di dopodomani. Ciao!